Benvenuti a tutti amici di mattoscacco.com in questo nuovo video dove andremo a vedere tre trappole micidiali. Una di queste l'avevo già riportata ma su scacchiera fisica, ma vederla su scacchiera 2D penso che sia sempre più chiaro. Allora, andiamo a vedere quali sono le aperture che scaturiscono queste trappole. Alcune saranno da giocare col bianco, altre col nero. Allora, trappola numero 1, D4, D5. C4, gambetto di donna, per chi è agli inizi, che sta affrontando questo tipo di apertura, quali sono i significati? Che se ora il nero cattura C4, semplicemente ora questo pedone di 4 è diventato fortissimo e il bianco ha anche la possibilità di spingere 4, andando così a controllare praticamente tutte le case centrali e quindi qui il bianco sta molto bene, tenendo conto adesso che questo alfiere potrà tranquillamente andare a catturare questo pedone e quindi con una buonissima posizione. Tuttavia la nostra partita va sì con C4, va sì col gambetto di donna accettato, si chiama questo tipo di mossa, ma il bianco anziché giocare E4 gioca E3, che è una continuazione assolutamente giocabile. Magari sembra poco, non so come dire, poco forte poiché questo alfiere camposcuro rimane chiuso, però in realtà è una delle continuazioni principali. Andiamo a vedere ora quali sono le risposte del nero. Le migliori risposte sono E6, cavallo F6, C5 facendo un gambetto di donna al contrario. Se qui il nero, e questo accade spesso nelle partite tra neofiti, se qui il nero cerca di tenere questo pedone di vantaggio, nella maggior parte dei casi entra in complicazioni tali che alla fine perde un pezzo, perde la partita, prende il matto e adesso ti farò vedere. Per esempio B5, il nero qui proprio non vuole dare questo pedone. Qual è il problema? Che mentre ora il nero cerca di muovere tutti questi pedoni per salvaguardare questo pedone, adesso il bianco riesce a sviluppare i propri pezzi, a essere più attivo, eccetera, eccetera. A4 per attaccare la base in modo tale che poi questo pedone rimanga da solo per essere attaccato all'alfiere. Ora, attenzione, qui il nero non può giocare a 6 poiché a seguito di A6 si perde la torre. Quindi è costretto non a giocare a 6 ma a giocare C6. C6 però porta a questa continuazione. A per B5. C per B5 e adesso dimmi un po' se riesci a vedere qual è la mossa del bianco che lo porta in netto vantaggio. Ti do qualche secondo. E la mossa corretta è donna in F3. Donna in F3 va a papparsi inevitabilmente questa torre. Ora il nero potrà cercare in qualche modo di intrappolare l'eventuale donna bianca, sicuramente, per esempio dopo, scusami, adesso tocca al nero tra l'altro, non si può muovere, non può muovere il bianco giusto, per esempio donna C7, allora adesso catturo, ora il nero deve stare attento a cosa giocare, non può giocare alfiere B7 perché seguirebbe torre A7 e quindi comunque questa è una situazione vinta per il bianco. Perciò ricordati che se qui il nero cerca di fare di tutto per tenere il proprio pedone, con donna F3 riesci a fare questa situazione. Ovviamente tutto ciò non è possibile se tu giochi E4, perché l'uscita di donna in F3 non avrebbe poi la diagonale poiché sarebbe interrotta dal proprio pedone in E4. Questo è da ben tenere a mente. Torniamo indietro e vediamo un'altra situazione. Ti faccio vedere. D4, D5, C4, gambetto di donna accettato e adesso anziché andare con E3 andiamo con la continuazione principale che è cavallo in F3. Cavallo in F6, fin qui tutto ok, E3 di nuovo con l'idea di andare con l'alfiere in C4, G6, qui il nero dice ma io intanto questo alfiere bianco lo sviluppo qua, l'alfiere camposcuro me lo metto in fianchetto. Alfiere per C4, qui il bianco sta molto bene, alfiere G7 e attenzione adesso, donna A4. Donna A4 è una mossa forte, però diciamo che se qui il nero risponde correttamente non ha nulla da temere, anzi
Dopo C6 si minaccia tra l'altro anche la spinta B5 con attacco doppio a donna e alfiere. Tuttavia, se qui invece il nero risponde in modo sbagliato come cavallo in B va in D7, che apparentemente sembra una mossa solida, in realtà c'è questo tatticismo che è veramente fenomenale. Sei pronto? Alfiere F7 scacco. Ora, se re cattura, abbiamo cavallo in G5 e il cavallo occupa queste due case, quindi il re non può neanche uscire fuori, è costretto ad andare indietro, può andare qua, può andare qua, può andare qua. Se va in E8 semplicemente la donna è incastrata e si perde. Se il re va in F8 si va ancora col cavallo in qua e c'è attacco doppio e si perde la donna. Se il re invece decide di andare in G8 c'è semplicemente donna C4 scacco e ora semplicemente il re si sposta e prenderà il matto in F7. Per esempio adesso interpone davanti il cavallo, interpone davanti il pedone, scacco, il re si sposta, donna in F7. Come tutti i trucchi chiaramente funzionano se il vostro avversario non gioca correttamente, quindi sono possibili da applicare a livelli di principianti, nelle partite veloci dove uno è un po' più distratto, difficilmente nelle partite ragionate sarà possibile portare a termine questi trucchi. Andiamo a vedere adesso quest'altra posizione, sempre data dall'apertura di donna, D4, D5, C4, gambetto di donna, e 6, gambetto di donna rifiutato. Rifiutato perché non si è scelto di non prendere questo pedone. Cavallo C3, cavallo in F6. Fin qui tutto secondo i manuali d'aperture. Alfiere G5 con l'idea di andare ad inchiodare questo cavallo, quindi questo cavallo non potrà togliersi da qui, altrimenti il nero perderà la donna. Cavallo in B va di 7. Ora questa è una trappola che sta facendo il nero al bianco. Qui il bianco dice, allora fammi ragionare, io adesso catturo questo pedone, poi lui cattura questo pedone e io in teoria posso catturare questo pedone col cavallo, il suo cavallo non potrà venire qui a catturare D5, altrimenti perderà la donna. Il discorso fila, però qui c'è un trucco che bisogna conoscere. Te lo faccio vedere. C per D5, E per D5, cavallo per D5, attenzione, adesso guarda cosa succede. Cavallo per D5, il nero lascia appositamente la donna in presa. Adesso è il turno del bianco che ne approfitta per catturare la donna, ma alfiere B4, attenzione, il re non sa dove andare, è costretto a interporre la donna e dopo una serie di cambi, alfiere per donna, re per alfiere e re per alfiere, se facciamo la conta dei morti, il nero si ritrova praticamente con 3 pezzi leggeri contro 2 pezzi leggeri del bianco. Il nero è andato in vantaggio di un pezzo praticamente. Quindi queste trappole sono assolutamente da conoscere perché chiunque di noi, soprattutto in questa che è veramente infima, possiamo cascarci. Bene, ti consiglio come al solito comunque di studiare sempre aperture solide che hanno delle solide basi teoriche e in generale se vedi che delle aperture sono giocate ai massimi livelli vuol dire che molto probabilmente sono buone. Queste cose qui non le vedi a livelli professionali. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!